il debito pubblico sale, quello veneziano scende, il bilancio di Venezia presenta tutte le voci in positivo, sostiene l'assessore Zuin. Venezia si candida a modello nazionale. Nasce il nuovo governo, ma secondo il presidente del Veneto Zaia durerà come una stella cadente. L'ex prefetto di Venezia Luciana Lamorgese viene nominata ministro dell'interno. Spaccio di droga, un altro arresto a Mestre, mentre l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste lancia un messaggio al governo dopo l'ultimo episodio avvenuto in via Piave. Che nel veneziano lo spaccio di droga rappresenti un'emergenza è un'opinione condivisa anche dal comandante provinciale dei Carabinieri Lunardo, che a pochi giorni dal trasferimento traccia un bilancio. La rabbia di una famiglia che da 44 anni vive in via Orlando a Campalto e a causa di interventi stradali si ritrova barricata e senza più servizi da mesi. Record di ascolti per Antenna 3, la prima puntata della nuova stagione di Ring è stata seguita da più di 110.000 spettatori, un dato che conferma anche gli altri ascolti dei nostri TG. Dopo 6 giorni la kermesse cinematografica ha già registrato 110.000 presenze, triplicati i giovani e gli studenti accreditati in attesa della proclamazione del Leone d'Oro. Edizione veneziana dei nostri telegiornali, ben ritrovati in diretta. Dunque l'avete sentito in apertura di telegiornale, parliamo del bilancio comunale di Venezia, perché se il debito pubblico sale scende quello lagunare. La presentazione del bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia presenta infatti tutte le voci in positivo, così ha detto l'assessore di reparto Zuin. Venezia si candida a modello nazionale. Vediamo come. Da una situazione in cui siamo entrati di quasi pre-default del Comune di Venezia si è passata a una situazione invece che dimostra virtuosità e l'aver veramente rimesso a posto i conti del Comune e il bilancio del Comune. Chissà se il modello Venezia è applicabile anche a livello nazionale. La domanda appare inevitabile vista la scelta dell'assessore Michele Zuin di presentare i dati del bilancio consolidato del gruppo Città di Venezia, comune più partecipate, mettendo a confronto i 4 anni di diminuzione del debito consolidato di Cafarsetti con i 4 anni di aumento del debito pubblico italiano. Un risultato ottenuto da un punto di partenza poco rassicurante, senza alzare le tasse e tagliare i servizi, assicura Zuin, elencando i punti principali di quello che potrebbe comporre un bignami per amministratori pubblici. Prima, efficientare le direzioni del Comune e capire se effettivamente quello che chiedono quando fanno un bilancio di previsione è quello che effettivamente serve o stanno chiedendo di più. 2, stessa identica cosa per le società partecipate. 3, curare la liquidità. 4, evitare sprechi chiaramente e consulenze inutili, e 5, lavorare tanto con tutti quanti gli assessorati e cercare la collaborazione di tutti. Fin qui i numeri, ma ad essere oggetto di dibattito sono anche le scelte politiche. Dalle opposizioni si denuncia ad esempio un risultato ottenuto da un lato con alienazioni, vale a dire le vendite dei beni pubblici, dall'altro grazie ad una congiuntura favorevole che ha visto il rifinanziamento della legge speciale di Venezia e la scomparsa dei lacci e lacciuoli del patto di stabilità. Col patto di stabilità abbiamo dimostrato che noi l'avremmo sempre rispettato, se ci fosse stato anche il vecchio patto di stabilità che aveva così dato tanti problemi alle giunte precedenti. Per quanto riguarda le alienazioni, qualcosa è stato fatto per chiaramente poter fare gli investimenti e soprattutto in terraferma. Il rifinanziamento della legge speciale lo abbiamo chiesto noi e ci è stato dato, e speriamo di arrivare il prossimo anno a finanziare gli investimenti direttamente al bilancio senza dover fare alienazioni o nuovo debito. E da questo pomeriggio, lo sappiamo, abbiamo il nuovo governo con i 21 ministri del Conte bis, che domani alle 10 presterà giuramento al Quirinale. 2 ministri pentastellati dal nord-est, dal Veneto, il bellunese Federico Di Incalo. Vediamo, ai rapporti con il Parlamento ed è una prima storica volta per il territorio bellunese, mentre il triestino Eccolo Stefano Patuanelli va a guidare lo sviluppo economico. Il trevigiano Riccardo Fraccaro, già ministro per i rapporti con il Parlamento, verrà invece proposto come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Da sottolineare che tra le 7 donne della nuova squadra per il Veneto anche l'ex prefetto di Venezia, eccola, Luciana Lamorgese, che assume la guida del Ministero dell'Interno.
E agli affari regionali siederà invece l'esponente del PD Francesco Boccia. Sarà lui a dover curare la questione autonomia, un tema ovviamente caldissimo in Veneto. La conferma viene anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che si dice scettico sulla durata di questo governo e commenta: i 5 Stelle hanno bocciato 7 ministri del precedente esecutivo, è la prova del loro fallimento. Sentiamo allora le sue parole. Penso che questo è un matrimonio che non ha nessuna affinità tra i coniugi, per cui immagino che sarà il tempo di una stella cadente. Giuseppe Conte sale al Colle, scioglie le riserve e dà il via al nuovo governo e nello stesso momento da Palazzo Balbi Luca Zaia dà le carte al nuovo esecutivo. Matrimonio impossibile, secondo il governatore. Se lavoreranno durerà pochissimo perché litigheranno subito, a meno che non facciano la politica la scelta di non far nulla per non litigare mai, ma a questo punto se ne accorgerebbero ancora di più i cittadini. Nel mirino c'è sempre l'autonomia bloccata. Adesso Zaia dovrà interagire non più con Erika Stefani, ma con Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico e neo ministro degli affari regionali, dicitura dalla quale è stata tolta proprio la parola autonomia, presente nel precedente esecutivo. Il PD sappiamo già come la pensa, ha fatto un ricorso avanti la Corte Costituzionale per bloccare i veneti al referendum. Ricordo che ci hanno vietato la tessera elettorale, ci hanno obbligato a pagare i militari e i seggi, hanno mandato avanti altri 3 ricorsi altari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Adesso vedremo quanto bravi sono, no? Dicono che faranno subito l'autonomia, faranno subito tutto, mi chiedo per quale motivo in 14 mesi Di Maio non l'abbia fatto con il nostro governo. E poi le altre cruciali partite aperte in Veneto. Rispetto ai grillini saremo proprio lì attenti a vedere quali saranno le decisioni sulla TAV del Veneto e rispetto a tutto il tema delle infrastrutture penso e ricordo tutti che abbiamo la pedemontana in piedi e poi non ultimo è bene ricordare anche la grande partita delle Olimpiadi. Ricordo che i grillini ci hanno detto le volete, ve le pagate, adesso vedremo, visto e considerato che il PD faceva grandi battaglie per sostenere non solo noi ma anche e soprattutto il loro sindaco Sala su questa partita, vedremo se cambierà l'opinione rispetto alle Olimpiadi. E naturalmente prime reazioni anche in Consiglio regionale sulla formazione del nuovo governo e non manca il dibattito sull'estensione dell'alleanza PD 5 Stelle anche a livello locale. La formazione del nuovo governo Conte e l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tengono inevitabilmente banco anche nel Consiglio regionale del Veneto, dove tra neoalleati c'è un'opinione comune: il nuovo esecutivo può lavorare bene. Le premesse sono positive, c'è un approccio diverso e già questo è un segnale di novità e di positività, perché a fronte di problemi complessi non si può sempre fare una politica urlata, una campagna elettorale continua, occorre ponderazione, occorre un approccio che affronti la complessità delle cose. L'importante è che si riescano a fare i punti del programma, a rispondere alle esigenze dei cittadini veneti, auspichiamo che l'autonomia arrivi in breve tempo e tutta una serie di situazioni che devono essere definite. Questi sono i problemi del Paese, dei cittadini, che vanno risolti, non con nuove elezioni ma con un nuovo governo stabile che possa risolvere i problemi. Su quanto possa durare il governo Conte ha le idee chiare il capogruppo della Lega Nicola Finco. Ma sicuramente fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, perché si sono messi assieme solamente per la spartizione del potere, quindi la finalità è questa. 2 partiti politici che non hanno nulla in comune se non le poltrone. Non abbiamo mai sentito parlare in questi giorni di programmi, di idee, di riforme, di iniziative da portare avanti, se non una vergognosa spartizione del potere. Ma l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potrebbe ripetersi anche a livello locale? Qui in Veneto, a livello quantomeno istituzionale, il rapporto è sempre stato positivo. Sulle questioni più importanti e che hanno caratterizzato la politica veneta c'è sempre stata una sostanziale consonanza e anche un lavoro comune a livello di Consiglio regionale. Credo che occorra continuare a parlarsi e a cercare di costruire qualcosa in prospettiva. Già prima con l'alleanza di governo con la Lega eravamo all'opposizione qui in Consiglio regionale a Zaia e continueremo a farlo oggi che il governo è con il Partito Democratico. Chiaramente rimaniamo fedeli a quelli che sono i nostri valori ideali. Solo civiche.
eventualmente solo civiche. Su questo ci stiamo ragionando. L'eventuale alleanza tra PD e 5 Stelle in Veneto non preoccupa comunque il fronte leghista. Ma lo facciano pure, noi in Veneto non abbiamo alcun tipo di problema, abbiamo governato bene in questi anni, se loro vogliono suicidarsi facciano pure l'alleanza Movimento 5 Stelle e PD. Chiudiamo questa ampia pagina politica e apriamo quella della cronaca. Ci trasferiamo a Mestre con l'arresto di uno spacciatore, mentre l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste lancia un messaggio al governo dopo l'ultimo gravissimo episodio avvenuto l'altro giorno in via Piave. Vediamo. Dopo controlli e appostamenti tra la zona della stazione e lungo via Piave, i carabinieri hanno seguito da Mestre a Vicenza un 30enne albanese con precedenti specifici che in casa nascondeva circa un etto di cocaina, marijuana e il necessario per confezionare le dosi da spacciare, oltre 2.500 euro in contanti. Sospettato di essere il cardine di una fiorente attività di spaccio, il 30enne è stato arrestato. Questo a pochi giorni dalle polemiche sul ritorno di spaccio e malavita in via Piave, cui l'assessore alla sicurezza risponde. Abbiamo oggi una ripresentazione decisamente più contenuta di quello che è il fenomeno che comunque non potevamo pensare di aver scongiurato in maniera assoluta. Insomma, credo che sia noto ai più che la sicurezza si riesce a fare ma non al 100%, questo è inevitabile. Su tutto ciò noi continuiamo a lavorarci anche in sinergia delle altre forze di polizia con ottimi risultati direi, ma è chiaro che qui serve qualcosa di più, non da parte di questa amministrazione ma da un sistema paese, da un legislatore che deve entrare nella consapevolezza di cosa si rende veramente bisogno per gli operatori. Sono diversi gli episodi che negli ultimi tempi si sono verificati e troviamo i nostri operatori di polizia in estrema difficoltà. Il problema, evidenzia Deste, è a monte e in determinati casi solo il governo può intervenire. Ci troviamo ad arrestare persone pluripregiudicate e non riusciamo ad assegnarle alla giustizia. Insomma, è chiaro il quadro a chiunque per poter dire che ci sono delle cose che non vanno ed è qui che deve intervenire la politica ed è qui che il governo che sarà e che vedremo e speriamo sia quello giusto, deve mettere punto a mano su quello che è la riforma della giustizia, perché non è vero che mancano le leggi, ma manca un impianto giuridico adeguato ai tempi e soprattutto che abbia la capacità di avere la visione per il futuro. E che nel veneziano l'emergenza droga sia un vero e proprio flagello è cosa nota e condivisa anche dal comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Lunardo, che a pochi giorni dal suo trasferimento traccia un bilancio dei suoi 3 anni a Venezia. Vediamo. Tra i vari reati, lo spaccio di droga rimane una delle principali emergenze del veneziano. Non ha dubbi il colonnello Claudio Lunardo, ancora per pochi giorni comandante provinciale dei Carabinieri. Le operazioni di successo delle forze dell'ordine non sono certo mancate, ma non esistono operazioni risolutive, spiega Lunardo. La sicurezza si costruisce di continuo con un'attività che deve rimanere quotidiana. I reati predatori sono quelli che più infastidiscono, no? Tutti quanti, sono quelli che ti tolgono la sicurezza quando ti entra qualcuno dentro casa, ti dà proprio un senso di fastidio. Non da meno però devo riconoscere che negli ultimi anni c'è stata un'escalation della droga, cioè è un fenomeno che purtroppo è ritornato ad avere dei volumi e dei traffici considerevoli. Lunardo lascia Venezia per Roma, dove ricoprirà la carica di capo ufficio affari giuridici e condizione del personale, dopo 3 anni intensi con tanti ricordi, uno in particolare racchiuso in una fotografia scattata alle 4 di mattina, esposta nel suo studio e pronta a seguirlo a Roma. Quella fotografia rappresenta il momento più importante a pochi mesi dal mio arrivo, la fotografia che è stata scattata qui all'interno del comando provinciale subito dopo che i carabinieri del gruppo intervento speciale, il GIS, insieme ai carabinieri del comando provinciale di Venezia avevano fatto irruzione in una delle abitazioni dove c'erano i kosovari che come ricordiamo tutti volevano compiere un attentato al ponte di Rialto. C'è infine un altro dato a preoccupare e a chiamare in causa soprattutto le famiglie. Il problema della violenza all'interno di una famiglia è un problema che scuote e che colpisce tutte le donne che si trovano a essere poi
oggetto di vessazioni. L'altra emergenza sia un po' legata a questi comportamenti di alcuni adolescenti che purtroppo hanno fatto delle cose anche abbastanza gravi. E nel prossimo servizio la rabbia e la disperazione di una famiglia di Campalto, ma ve ne parliamo dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci rientrati in onda in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi abbiamo anticipato la rabbia e la disperazione di una famiglia di Campalto costretta a vivere da 44 anni in via Orlando in condizioni veramente disperate. L'abbiamo sentiti dopo che ci hanno chiamati per lo spazio dedicato a voi telespettatori. Lo dico ad Antenna, vediamo. Per noi è cambiato tutto, ci hanno messo proprio agli arresti domiciliari, perché noi non possiamo più neanche andare usciti di casa nostra. Dopo 44 anni nella stessa casa, una coppia di anziani e il figlio residenti in via Orlando a Campalto si ritrovano quasi imprigionati a causa dei lavori di viabilità che hanno portato a chiudere l'unica strada per loro accessibile. Abbiamo una strada tutta rotta, che ce l'hanno destata per mettere giù la corrente. Dopo 2 giorni dovevano venire, è da marzo che siamo così, anzi siamo andati sotto acqua, abbiamo chiamato uno con una scavatrice che venga un po' a levarci il terreno, che avete visto ci sono ancora le montagne di terra e tutta la stradina che noi da 44 anni ce la siamo sempre asfaltata. Naturalmente a spese loro. Questo però non è certo l'unico problema a cui questi 2 anziani devono far fronte ormai da mesi. Per portare la spazzatura in strada dobbiamo fare quasi 1 chilometro di strada in bicicletta o a piedi. Mio marito non ha la patente. Cosa facciamo? E così non potete neanche più prendere l'autobus? No, dobbiamo fare tutto il giro del mondo, una rotatoria che ci sono 3 strade principali che vanno all'aeroporto, alle spiagge, al casino. Pensi lei cosa abbiamo in questa strada? Mentre prima vi era tutto comodo. Sì, guardi, attraversavamo qua, di là, 3 minuti, perché io li contavo, 3 minuti di strada, appoggiavo la mia bicicletta al centro Don Vecchi, che anzi con gli anziani avevamo un po' che parlavamo. Non vedo più nessuno, noi siamo agli arresti domiciliari, è in pericolo di vita tutti i giorni. Per attraversare la strada ci basterebbe un piccolo semaforo a pulsanti, solo che per andare a piedi ci basterebbe solo quello, con la bicicletta o a piedi. La rabbia è tanta. Non ho più visto nessuno. Capisco che ci sono state le ferie, adesso cominciamo ad andare verso l'autunno e se cominciamo le piogge cosa facciamo? Ha visto in che stati è questa stradina? Io la voglio come era prima e voglio i vasi delle immondizie, perché io faccio la raccolta differenziata da tanti anni e la porto in strada, però non è giusto che io devo muovermi con una macchina a 78 anni per portare l'immondizia per i signori che pago un po' di bollette, perché non è che mi facciano gratis, pago le bollette 80 euro, pago quasi 300 euro all'anno e siamo in 2 vecchi, è una vergogna, veramente una vergogna. E chiedo anche al sindaco Brugnaro che venga a vedere in che situazione si hanno messo. I coniugi non hanno intenzione di arrendersi e se nessuno interverrà al più presto sono pronti ad azioni eclatanti. E adesso un aggiornamento di cronaca con un'ultima ora per un incidente in autostrada in A4 dove tutto bloccato in seguito appunto a un sinistro verificatosi tra Sandona di Piave e Cessalto. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni. Nuovo record di ascolti intanto per Antenna 3, già emittente leader in tutto il nord-est, confermando così il proprio primato. È stata una giornata straordinaria infatti quella di lunedì scorso per il palinsesto della nostra TV, la nuova stagione di Ring sul tema della crisi di governo e la rivoluzione di Zaia è stata seguita da più di 110.000 telespettatori, una partenza con il botto per il talk show politico, un dato che replica il record del telegiornale di Treviso visto da più di 112.000 persone, l'ottimo risultato di 2010 con un pubblico di oltre 40.000 telespettatori. Inizia alla grande dunque la nostra nuova stagione, la stagione di Antenna 3 in attesa di nuovi programmi che si aggiungeranno in palinsesto nella prossima settimana. Da parte nostra grazie a tutti quanti voi che ogni giorno ci seguite con critica fedeltà.
E adesso gli insulti razzisti, quelli contro una ragazza di 20 anni, una ragazza di Padova che in questi giorni è impegnata a Jesolo per Miss Italia. Vediamo. Servito a Luca Fernando, una bellissima ventenne di Villanova di Campo San Piero. In questi giorni ha lasciato la sua casa per affrontare a Jesolo l'esperienza di Miss Italia. Capelli lunghi, neri, un sorriso dolce, una bellezza acqua sapone. Sevmi è nata in Italia da genitori arrivati qui dallo Sri Lanka circa 30 anni fa. A pochi giorni dalla finale dell'80esima edizione del concorso che incoronerà la più bella del paese, Sevmi è stata presa di mira dai leoni da tastiera, meglio noti come haters. La giovane Miss in gara con il numero 62 è stata vittima di attacchi sui social per il colore della sua pelle, ma anche grazie ai social ha ricevuto sostegno, in particolare l'incoraggiamento da Miss Italia 1996 Danny Mendez, anche lei all'epoca della vittoria oggetto di polemiche. Danny, che sarà a Jesolo per seguire il concorso, ha scritto su Instagram un messaggio a Sevmi: auguri, in bocca al lupo, poche parole ma che hanno reso felicissima la ragazza. Il suo telefono in questi giorni è staccato, non può parlare perché è impegnata nelle prove prima dello spettacolo che inizierà venerdì sera, ma sempre attraverso i social network la ventenne di Villanova di Campo San Piero racconta le giornate ricche di emozioni. Lei è italiana, nata e cresciuta qui, questo è quello che conta. Le cattiverie e gli insulti razzisti non devono rovinare il sogno di questa ragazza così volenterosa e determinata. Sevmi tira dritto, ora pensa al concorso, poi si vedrà se agire per le vie legali con gli stupidi che l'hanno insultata. E adesso spazio alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo 6 giorni la kermesse cinematografica ha fatto registrare già 110.000 presenze, triplicati giovani gli studenti accreditati, e ci sono ancora, lo ricordiamo, 3 giorni di film prima della proclamazione del Leone d'Oro previsto per sabato prossimo in Sala Grande. Vediamo. Grandi film e grandi numeri, sembra essere appunto la parola grande, il leitmotiv della 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ieri il presidente della Biennale, Paolo Baratta, ha diffuso come di consueto qualche dato dopo i primi 6 giorni di mostra. Le presenze sono state 110.000, con un incremento dell'11% in più rispetto al bilancio di metà mostra 2018. Ieri la giornata su lungomare nel red carpet è stata tranquilla e dominata soprattutto dall'attesa per il passaggio in serata di Chiara Ferragni, venuta a Venezia per accompagnare il documentario su di lei nella sezione Sconfini. Ha destato scalpore però la finta invasione di zombie al Lido, e alla mostra anche ieri non si parlava d'altro, una performance concordata con la Biennale del cast degli attori Fulci for Fake, film proiettato in Sala Volpi. Ascoltiamo il regista del film, Simone Scafidi. Primo film dedicato alla vita di Lucio Fulci, che oggi è uno dei registi più famosi al mondo tra quelli italiani, idolatrato da Guillermo del Toro come Quentin Tarantino, soprattutto per i suoi film horror estremi e viscerali. Fulci for Fake, interpretato da Nicola Nocella, è un film che mescola il documentario con la finzione. È la storia di un attore che deve interpretare Lucio Fulci in un film, e quindi per prepararsi al ruolo decide di incontrare le persone che hanno conosciuto Fulci, che l'hanno studiato, che ci hanno lavorato. La performance degli zombie ha destato molto clamore dal punto di vista mediatico al Lido. C'è stata un'idea portata avanti, insomma, anche un po' come idea di performance, cioè di in qualche modo replicare quanto accade in uno dei film più famosi di Fulci, Zombie 2, cioè lo sbarco tramite barca di morti viventi, in quel caso a New York, che qui abbiamo rifatto ovviamente al Lido, e quindi con questi figuranti, attori entusiasti truccati da zombie, che devo dire hanno abbastanza divertito e sconquassato la routine festivaliera. Tra le iniziative, nello spazio della Regione Veneto, segnaliamo la presentazione del bel libro di Roberto Ellero, Nostra Signora degli Schermi, pubblicato per la Toletta edizione Notarelli di Cinema a Venezia. E il festival va sempre più forte.
E con le immagini della Mostra del Cinema di Venezia si chiude anche questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci salutiamo come sempre con le previsioni meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio, salvo per l'ormai consueta variabilità sui monti. Ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 5 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Come detto, sui rilievi al pomeriggio potrebbe annuvolarsi e non si escludono anche degli acquazzoni. In pianura invece resterà asciutto e stabile. Clima gradevole, più fresco, con temperature minime tra i 12 e i 18 gradi, valori massimi tra i 27 e i 30 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province. Saranno possibili soltanto occasionali piovaschi sui confini alpini. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 30 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente sarà soleggiato, poi tenderà a coprirsi anche con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra i 26 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.